Sì, 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 ce l'hai. Qui gli avversari sembrano essere tutti uguali per questa squadra che viaggia a 3-3 con il trionfo sempre in testa. Occhio però all'esperienza, all'attaccamento alla maglia. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità e Geraci Sant'Angiolese di 12ª giornata del girone B di promozione siciliana, prima contro quarta. Si può parlare subito di big match, ma guardando la classifica ci sono 11 punti di differenza l'una dall'altra. Geraci speditissimo verso il ritorno in eccellenza, di fronte la Sant'Angiolese che vorrebbe dare una risposta alla super giovane Castelbuono che ieri ha vinto 5-4 a Villarosa. I messinesi sono stati superati in classifica in un periodo molto positivo rispetto all'inizio di stagione. Le due formazioni Geraci in completo bianco, il 3-5-2 di Gaetano Mirto in porta, De Miere in difesa, da destra verso sinistra Chiazzese, Niassi e Pecoraro, a centrocampo Coco, Gonzales, Villar, Serio e Valor. In attacco la coppia formata da Marrone e Velardi. La Sant'Angiolese in completo rosso con inserti bianchi risponde con il 4-3-3 di Andrea Ioppolo. Bontempo in porta, in difesa Fantino, Francesco Pintaudi, Sacca e Cicero, a centrocampo Tuccio, Monte e Mastriani. In attacco Todero, Spinella e Oddo. L'arbitro della partita è Salvatore Montevergine di Ragusa, assistito da Arturo Artellini e Giuseppe Saracino, anche loro di Ragusa. Solito fresco qui a Geraci Siculo, siamo nel borgo delle Madonie, quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. Ieri il 5-4 della Super Giovane Castelbuono a Villarosa. Sono iniziate altre partite alle ore 14:30, per esempio c'è l'Aspra in vantaggio sulle Città di Casteldaccia 1-0, la rete di Palazzo all'8° minuto, 2-0 invece per la Pro Falcone contro la Castelluccese, le reti nell'arco di 5 minuti di Carini e Bucolo. Mentre alle 15 iniziano assieme a Geraci Sant'Angiolese le sfide Lascari Cefalù Gorgonia Delia e Gioiosa Mistretta. Questa settimana riposa il San Fratello. Veramente gli ultimi dettagli a bordo campo, con le due panchine, da un lato Mirto, dall'altro lato Ioppolo. Mirto arrivato quest'estate dalla Leonfortese, mentre Ioppolo è alla 6ª stagione in panchina alla guida della Sant'Angiolese. Tante annate anche per Francesco Spinella con questa maglia, oltre a quelle trascorse da Francesco Pintaudi, classe 85, capitano della squadra messinese. Differenza generazionale con Andrea Bontempo tra i pali, che è un classe 2005, mentre nel Geraci c'è un classe 2006, è Bartolo Coco lungo la fascia di destra. Sguardo al cronometro per far partire questo Geraci Sant'Angiolese, tutti comodi. Si parte, una novità per entrambe le squadre. Nel Geraci oggi gioca lo stesso Coco, che prende il posto di Albanese rispetto allo 0-0 di mercoledì in casa dell'RSC Riposto, quarti d'andata di Coppa. La Sant'Angiolese ormai la Coppa l'ha lasciata dal primo turno per mano del Gioiosa. Rispetto all'ultimo match, quello di campionato, il pareggio per 1-1 contro il Lascari Cefalù, cambia Nibali con Oddo lungo la fascia sinistra del tridente offensivo. Calcio d'angolo subito per il Geraci, batte Serio, pallone in mezzo, colpo di testa nel cuore dell'area piccola. Si continua l'alzata di Fabio Sacca. La
conquista del pallone da parte di Pecoraro, la fa viaggiare, la prende però Fantino, l'appoggia a buon tempo, rischio serio e lì leva via tutto Sacca, in rimessa laterale, pressing subito fastidioso del Geraci, subito difficoltà per Bontempo, il portiere classe 2005 della Sant'Angiolese, che si è trovato davanti serio, ha rischiato grosso. Geraci in campionato invece che viene dal 2-1 in casa del Città di Casteldaccia, una partita sbloccata sul rigore, poi il pareggio dalla squadra avversaria nella ripresa, colpo di testa di Sera, la risposta di Bontempo e poi Velardi oltre la traversa, altra opportunità per il Geraci con Claudio Velardi davanti alla porta, lui segna il calcio di rigore contro il Città di Casteldaccia, poi Serio ha portato la squadra di Mirto sull'1-2 per finire con più tranquillità gli ultimi 20 minuti di partita a Marineo la scorsa settimana. Già 2 occasioni e non sono nemmeno passati 5 minuti. Prima Serio, il pressing su Bontempo, poi Velardi, il colpo di testa davanti alla porta a schiacciare con il pallone mandato fuori. È stata una partita combattuta quella a riposto a Torre Archirafi tra l'RSC e il Geraci in Coppa. RSC riposto che vive nei piani alti della classifica del girone C di promozione siciliana. Adesso è tutto rimandato al ritorno fissato per il 21 dicembre, sempre di mercoledì. Lancio lungo, la presa di Andrea Bontempo, abbastanza impegnato in questo inizio di partita, che è cresciuto nelle New Eagles, scuola calcio di Messina. Quest'anno esperienza tra i grandi con la Sant'Angiolese. Gnassi, spalla contro spalla assieme a Todaro, poi l'uscita da parte di Francesco Spinella, il Geraci che riparte. Spinella che ormai con questa maglia un veterano, nonostante comunque l'età che va a suo favore, un classe 96, 11ª stagione qui, la 6ª di fila, perché in mezzo ci fu una parentesi altrove. Oltre 150 gol con questa maglia. In estate ha rifiutato diverse squadre in eccellenza, tra cui il Milazzo, ripescato. Con la Sant'Angiolese giocava anche una decina di anni fa, quando la squadra giocava in seconda categoria. Intanto Serio sul calcio di punizione contro la barriera 2, il tiro di Serio finisce sul fondo, lui che da quelle posizioni sa segnare e come, e lo ha dimostrato nel corso di questo inizio di campionato. Giochino Serio, buon tempo, corto. Non ci arriva Spinella, si ritorna da Demiere tramite Gnassi. Pecoraro, lui che ha riposato contro l'RSC riposto, è tornato titolare regolarmente nel corso di questo girone B di campionato. Solita atmosfera qui alla Santissima Trinità di Geraci Siculo, tanta gente a vedere la partita. Si gira Sacca, pallone di Diego Cicero, il lancio però viene
respinto subito in fallo laterale. Uno dei titolari fissi, Cicero, classe 2001. Niassi si va da Pablo Valor, Pecoraro nuovamente per Bacari. Niassi, arrivato anche lui dalla Leonfortese, così come Ettore Speranza, nuovo acquisto del Geraci, anche lui reduce dal salto in eccellenza con Mirto l'anno scorso, dalla promozione. Siede in panchina. Con l'RSC c'è stata la prima convocazione con la maglia del Geraci. Oggi la prima convocazione in campionato. Ancora aspetta di esordire con la sua nuova maglia. Intanto c'è stato il fallo di Francesco Pintaudi. Geraci che ha già battuto il calcio di punizione. Villar gira tutto. C'è la risposta di testa degli avversari. Avanza Todaro, fermato da Pecoraro. Serio, in mezzo alle linee, il fallo di Giuseppe Fantino. Poi con l'arbitro va a parlare Leonardo Tuccio. Calcio di punizione per la squadra di casa, ancora imbattuta in questo campionato. Invece la Sant'Angiolese a inizio stagione pareggiava sempre, escludendo le gare di Coppa. Poi c'è stato un periodo negativo con la sconfitta con il Gioiosa in Coppa sì, ma anche quel 5-0 subito a Castelbuono. Infatti non perde da quella partita. Serie in mezzo verso Pecoraro, di testa leva via Marrone, secondo palo, risponde però Monte, che è un ex della partita. Augusto Monte, il mediano della Sant'Angiolese, classe 90, lui che con il Geraci giocò anni fa. Nel 2018 ci fu il trasferimento nel Messinese, giocò con il Geraci sempre in promozione. Tra l'altro segnò nell'unico precedente tra le due squadre in cui la Sant'Angiolese ha vinto, finì 3-1 ma nel Messinese. Infatti questa non è la prima sfida tra le due squadre, ne sono state giocate 6 nella storia, di cui 2 in Coppa Italia di promozione siciliana. Siamo sempre nel contesto del girone B, con il Geraci che ha vinto per 3 volte, ci sono stati 2 pareggi e poi una vittoria per la Sant'Angiolese, quella partita in cui proprio segnò Monte. Era la stagione 2017-2018, fu il 1° novembre del 2017, tanti anni fa. Quella stagione il Geraci salì in eccellenza per la prima volta nella sua storia, mentre la Sant'Angiolese arrivò al 3° posto. Uno dei punti più alti di questa società, il punto più alto fu nel 2017, quando la Sant'Angiolese perse la semifinale playoff contro il Caccamo. È stata comunque un'annata da non dimenticare. Punizione per la squadra di Ioppolo, pallone in mezzo, la presa di Demiere, che è stato espulso a riposto. Infatti ha debuttato con la maglia del Geraci Petruzzi, il secondo portiere argentino che siede regolarmente in panchina. Infatti al ritorno, sempre qui alla Santissima Trinità, potrebbe esserci la seconda chance per Petruzzi, stavolta però con l'esordio da titolare, con Demiere squalificato. Tra l'altro per quella partita sarà assente anche Albanese, causa diffida. Pallone in mezzo a cercare Velardi, stavolta buon tempo, fa suo il pallone. 11°, sempre 0-0.
primi 2 minuti 2 occasioni per la Sant'Angiolese. Adesso c'è più equilibrio tra le due squadre. Protegge Tuccio, c'è Marrone, Cicero la mette in avanti verso la zona di Oddo. Villar lancia dal cerchio di centrocampo verso Marrone, c'è il tiro larghissimo. Intanto 2-2 al 40esimo tra Pro Falcone e Castelluccese, il gol di Tarantino al 40esimo, partita già bella questa tra due squadre della stessa provincia della Sant'Angiolese, quella di Messina. Ci sarà dunque il rinvio per buon tempo, non è un rinvio perché il passaggio è corto per Augusto Monte. Tuccio gira Mastriani, Monte che si abbassa tanto nella linea dei difensori, soprattutto in fase di impostazione. La sponda di Francesco Spinella, pallone troppo lungo per la corsa di Francesco Mastriani. Si riparte da De Miere. Sì, per Chiazzese, fascia da capitano concessa da parte di Serio verso il difensore centrale del Geraci. Pecoraro, attacco di Serio, spettacolo con Velardi, pallone però non ritorna al fantasista ex Parmonval, ruba palla però Velardi, prova la giocata contro Fantino. Intanto c'è il vantaggio della Gioiosa contro la Mistretta, gol di Calabrese al 10° minuto. Rimessa Geraci. Serio? Occhio al suo tiro, in mezzo a 3, viene chiuso dall'ex Monte. Monte gira tutto, pallone in profondità verso Spinella, chiude Niasi di testa. Pecoraro, Valor. Di nuovo al centro della difesa con Niasi. Adesso Pecoraro viene incontro Gonzales. Nuovamente per Filippo Pecoraro. Tanto c'è il 3-2 della Castelluccese, il gol di Salerno in casa della Pro Falcone. Primo tempo che ancora non è finito. Salerno che realizzò 4 gol contro il Villarosa scorsa settimana. Un altro che di calcio nel messinese se ne intende. Fallo in attacco di Serio. Si riparte dal calcio di punizione per la Sant'Angiolese. Dicevamo di un inizio di campionato senza certezze, un po' né carne né pesce, perché tanti pareggi consecutivi dalla prima alla quarta giornata, poi quel 5-0 subito a Castelbuono, dopodiché le 4 vittorie di fila e poi il pareggio con il Lascari. Pressione di Velardi, voleva giocarla da terra Fantino, Velardi si accentra, non tira e lo chiude Monte, che fino adesso è il migliore in campo. Tanto c'è il raddoppio dell'Aspra contro la città di Casteldaccio, il primo gol in maglia giallo-verde di Azzara, arrivato dalla Nissa in questa sessione di mercato che si è aperta l'1 dicembre, finirà il 23, quindi prima di Natale. Altro fischio dell'arbitro, altro fermo in mezzo al campo. Praticamente questa qui è l'unica partita che ancora non si è sbloccata del pomeriggio, includendo ovviamente anche l'anticipo di ieri. Avanza Todaro in verticale verso Spinella, Niasi ancora una volta. Se Monte per adesso è il migliore nella Sant'Angiolese, Niasi è il best player del Geraci fino ad ora. Serio scivola, poi Valor se la allunga, un po' in difficoltà il Geraci qui.
e sarà rimessa stavolta per la Sant'Angiolese con Giuseppe Fantino pronto alla battuta della rimessa. Classe 95, il difensore, quinta stagione con questa maglia, lui che arrivò nel 2019 dalle Due Torri, squadra con cui debuttò in eccellenza ma anche in Serie D. In Serie D giocò anche con la Tiger di Brolo nel 2014, con esperienze anche al Milazzo, alla Rocca di Caprileone e al Sinagra. Giù Francesco Mastriani, pallone messo fuori dal Geraci con il fair play. Si vanno a vedere un po' le condizioni dell'interno di centrocampo. L'abbraccio con Gonzales, tutto a posto per un altro dei perni di questa squadra, anche lui al quinto anno consecutivo con la maglia della Sant'Angiolese, che però arrivò dalla futura Brolo. Prova a rubare il pallone Spinella, PR lì in zona, poi ci pensa Pecoraro, pallone verso Marrone, stava arrivando a Velardi, raddoppio del Gioiosa contro il Mistretta, doppietta per Calabrese dopo 5 minuti. Mastriani, Monte, serve Tuccio, libera di girare il pallone la Sant'Angiolese, Fantino, sempre la giocata in verticale, si prova ma Ognassi o Pecoraro vanno a recuperare. Velardi approfitta del disimpegno di Francesco Pintao, di Marrone di nuovo da Velardi, limite, entra in area, Velardi giù, calcio di rigore per il Geraci, fallo di Francesco Pintao che viene ammonito, non ci vuole credere il classe 85 della Sant'Angiolese, un'opportunità per sbloccarla, quasi sicuramente andrà a calciare lo stesso Velardi, pronto a realizzare il suo rigore conquistato anche contro il Città di Casteldaccia. Anche in quel caso sbloccò la partita. Adesso stessa situazione ma a casa sua, dentro il suo Santissima Trinità. Allora sarà Velardi contro Bontempo, partita che potrebbe inserirsi in un binario, ovviamente in caso di trasformazione di questo calcio di rigore. Dunque Velardi contro Bontempo. Suspense alla Santissima Trinità. L'arbitro va a parlare con Monte che era lì a disturbare Velardi. Velardi segna sempre lui, Claudio Velardi, 1-0 per il Geraci. Dedica speciale, abbraccio speciale in panchina, il gol numero 14 in stagione, il quarto su calcio di rigore. E Geraci che passa. Velardi così agguanta sia Marrone che Serio per quanto riguarda i gol segnati lungo la stagione, quindi facendo conto anche della Coppa sono tutti e tre a 14. Un'altra sfida interna in casa Geraci, così come si verifica in ogni partita della squadra di Mirto. Giocatore a terra, gioco che si va a fermare nuovamente. Giù ci è andato Giuseppe Fantino, che si va a rialzare.
Buon tempo da Francesco Pintaudi, autore del fallo da rigore. Profondo sponda voluta da Spinella, imprecisa verso Fantino che era avanzato. Valor, scambi sullo stretto, poi nel calcio al pallone di Tuccio, colpo di testa di Gonzales, recupera Tuccio, prova a salire la Sant'Angiolese, Mastriani, il pallone passa a Tuccio da fuori, centrale per Demiere. Marrone prova l'aggancio, non c'è però Velardi sempre lì, Marrone lo segue, ancora Velardi, salta gli avversari come Birilli, Gonzales dall'altro lato, Valor, accenno di tiro, preferisce metterla in mezzo, Vassa, con il pallone respinto in fallo laterale, Serio, arriva Tuccio, che però non si va a prendere la rimessa. Valor, il colpo di testa a rispondere, c'è anche il colpo di Villar. Si ricomincia da Pecoraro, addirittura dietro da Mirko Demiere. Vantaggio del Lascari Cefalù contro la Gorgonia Delia, il gol di Sferruzza. A questo punto tutte le partite hanno almeno un gol fatto, a prescindere dalla squadra che lo ha segnato. Esce Bontempo, se la chiama, dice calma a Cicero, ci penso io. Si va di nuovo da Andrea Bontempo, Serio, spaccata volante nel volerla prendere, Villar, non c'è la rimessa per la Sant'Angiolese, viene battuta sì da Spinella, ma la rimessa per il Geraci. Chiaccese, Marrone, tacco morbido per Gonzales, poi Marrone la stava andando a prendere di nuovo la pressione di Gonzales, c'è Velardi, Serio ha a che fare con Fantino, recupera poi Tuccio, palla al piede, Todaro verso il centro da Monte, gli scambi con Spinella, avanza Mastriani, fallo su di lui commesso da Marrone. Stavolta la punizione è per la Sant'Angiolese. Todaro trova Serio che poi la passa a Marrone, dietro Villar, Gonzales la fa girare fino a Chiaccese, il cross in mezzo voluto da Coco, che però si perde sul fondo. Francesco Pintaudi, lui capitano, mentre Tindaro Pintaudi è il vice, siede in panchina. Tindaro Pintaudi che invece è un centrocampista rispetto a Francesco. Rimessa per il Geraci. Marrone, fallo.
di Francesco Pintaudi. Grazie già. Valor. Serio intercetta molto bene Todaro, poi cerca di passarla dietro, ma è rimessa laterale per la squadra di Mirto, allarga Villar molto bene. Il cambio di gioco, Coco, Todaro in pressione, si ritorna da Chiazzesi. Niaci, poco di più, palla al piede, Serio, con l'attacco di Monte alle sue spalle. Gonzales verso Marrone, non c'è l'aggancio Francesco Pintaudi, che poi protegge per buon tempo. Sant'Angiolese che in trasferta viene dall'1-0 in casa del Gioiosa. È stata quella la seconda vittoria di fila, anche senza subire gol, dopo quella alla Gorgonia Delia. Una squadra che è la terza miglior difesa in questo girone B di promozione siciliana. Il tiro di Spinella, De Miere respinge, c'è il tentativo anche da parte di Todaro, scivola però l'esterno d'attacco della Sant'Angiolese. Comunque è arrivata la conclusione importante per la squadra di Ioppolo, ed è arrivata non da uno qualunque ma da Francesco Spinella. Ha chiuso Fantino. Valor. Chiar è rapido, farla passare in difesa. Gonzales, lancio lunghissimo per buon tempo. Sant'Angiolese che ha preso gol oggi, non ne subiva in trasferta da 2 partite. Vedremo adesso se il Geraci al solito segnerà tanti gol come è successo in stagione, senza subirne, anche lui tra l'altro, l'ultimo subito alla prima giornata contro il Mistretta, poi niente più, escludendo la Coppa, perché ce ne sono stati altri 2 con la Super Giovane Castelbuono. È ancora lunga, quindi le possibilità ci sono, anche avendo contato le opportunità che sono arrivate sin dai primissimi minuti. Serio, da fuori si ferma, cade giù, calcio di punizione. Ogni volta che il Geraci conquista la punizione, tutti gli occhi vanno su Serio. Affollamento non tanto in area, ma nel costruire la barriera per la Sant'Angiolese. Infatti sono 4, alla fine non tantissimi, però è sempre una copertura considerevole. Parte Serio sulla barriera, ed è una notizia questa. Cicero contro Coco, il fallo del terzino del Geraci.
Nuovamente Cicero, sponda provata da Spinella. 3-3 tra Pro Falcone e Castelluccesi, ha segnato Bucalo su punizione. Lì però è iniziato il secondo tempo. Villar, Gonzales per Chiazzese, Marrone, scambia rapido il Geraci fino alla testa di Fantino, che mette un po' fuori tempo, buon tempo, scusando un po' il gioco di parole. Villar l'alza Francesco Pintaudi, fallo di Gonzales ai danni di Mastriani. Monte, passaggio no look per Todaro, poi si arriva da Fantino. Francesco Pintaudi, ottimo il colpo di testa all'indietro, anche quasi con la schiena, poi Monte dietro rischiando, Sacca evita Velardi. Silvio Todaro, in avanti si prende lo spazio Tuccio, arriva Gonzales, stava andando alla conclusione Leonardo Tuccio. Gonzales gli ha negato la possibilità. Pecoraro in difficoltà con la pressione di Todaro, poi Pecoraro ma dall'altro lato da Chiaccese. Villar contro Monte, Serio, c'è Tuccio in pressione, Serio vede il movimento di Coco sulla fascia, potrebbe crossare, il cross riesce basso ancora, Coco stavolta la mette in alto, Velardi morbido di testa, fuori. Sacca per niente contento nella difesa della Sant'Angiolese. Velardi è rimasto a terra però. Fantino evita Serio, Geraci in un modo o nell'altro il possesso del pallone lo recupera sempre. Occhio però a Mastriani. Monte tra le linee la fa passare per Mastriani, nuovamente Mastriani calcio da fuori, è debolissimo però il tiro. Valor in verticale, spazza Sacca ad anticipare Marrone. A secco sia in Coppa a riposto che con il Città di Casteldaccia. Secco da 2 partite, un impatto devastante con la maglia del Geraci, con 6 gol nelle prime 4 partite giocate. Ci fu anche la tripletta del 6-0 contro il Villarosa. Il cross di Valor, secondo palo, anticipato Coco che proveniva dalla fascia, è rimessa lo stesso per il Geraci. Marrone, il pallone per Coco, lo disturba Mastriani,
che però deve uscire, è difficile perché Coco rimane lì ancora. Mastriani, Coco gli soffia il pallone senza pallone in mezzo, Fantino leva via, Villar calcio da fuori, centrale per Bontempo. L'opportunità l'ha avuta anche Franco Villar, che da quando è arrivato dall'Argentina non ha mai lasciato il suo posto in mezzo al campo. Verticalizzazione troppo in diagonale, anche troppo lunga per Velardi. Nuovamente Bontempo, ultimi 10, poco meno, e sarà fine primo tempo. Sempre 1-0 Geraci, il gol di Velardi su calcio di rigore. Colpo di testa di Tuccio, non c'è però nessuno ad attaccare la profondità. Francesco Pintaudi la regala Serio, la pressione di Tuccio, come se n'è andato Serio, poi contro Monte, giù Serio, la passa lo stesso per Pablo Valor. Gnassi, Marrone fermato subito da Fabio Sacca. Gonzales, una Veronica in mezzo a due, quasi riuscita. Gnassi è sua, glielo dice anche a Demiere, e fallo, quello subito da Baccari. Gnassi, anzi fallo commesso da Gnassi, infatti c'è la punizione per la Sant'Angiolese. Opportunità dal lato corto dell'area di rigore. Anche preziosa, dato che la Sant'Angiolese non ha avuto modo di calciare dalla stessa area. Ci sono state conclusioni da fuori più che altro. C'è la battuta di Spinella, pallone in mezzo, Demiere si butta, ancora Spinella che concede però la rimessa a Diego Cicero. Soluzione un po' lunga, sponda di Mastriani in mezzo, stava arrivando Tuccio, Velardi non la prende di testa, ma si prende il calcio di punizione. Villar, accese Gonzales, di nuovo per Franco Villar. Marrone troppo lunga anche questa. Cicero di testa, ma nota dopo la non presenza dei compagni, infatti ha dato la rimessa al Geraci. Adesso Monte, Tuccio, pallone in mezzo al campo nuovamente per Tuccio, in ritardo questa volta, fermato Serio con fallo da Spinella. Che ci portare un cascavaggio per portare un po'. Serio, Monte rinuncia alla pressione, lancio morbido verso Marrone, esce Bontempo, la prende, non è sua totalmente, poi la vede e la trattiene. Aveva perso d'occhio il pallone Bontempo.
Cicero, profondo verso Salvatore Oddo, ferma Chiazzese con il fisico. Velardi la lascia lì per Serio, sale Geraci, sale Coco, un pallone preso da Valor per il cross, fermato da Sacca. Le due fasce sempre presenti del Geraci, Coco da un lato, anche Valor che effettua questo cross, levato via da Mastriani, niente da fare per Spinella, adesso Pecoraro. Villar, sì. Marrone, Gonzales, Velardi, forse è stato di troppo perché Marrone era andato in profondità, si aspettava l'assist per lui. Stavolta il Geraci non si è capito. Spinella in mezzo a 3 maglie, Marrone, sempre Marrone, limite largo, Serio, non la piazza, si ferma, finta, cade giù, stavolta il fallo viene commesso dal Geraci, in simulazione quella di Gioacchino Serio che si prende il cartellino giallo, una munizione per parte, prima Francesco Pintaudi, poi Gioacchino Serio. L'anno scorso alla Parmonval 28 presenze e 9 gol in eccellenza, perché l'estate è tornato al Geraci dopo 12 gol in 50 presenze dal 2018 al 2020, sempre nella massima serie regionale. Lui che è al primo anno di promozione in carriera, 29 anni, tra gli uomini di più esperienza nella rosa del Geraci. Chiazzese, Marrone schiaccia con criterio, Velardi verso Serio, inganna Fantino, spazio 2 contro 2, Serio verso la fascia di sinistra, mette in mezzo in scivolata Francesco Pintaudi, in caduta Gioacchino Serio, recupera Gonzales, calcia da fuori, l'opportunità per Gonzales. Prima Villar, poi Gonzales per quanto riguarda gli argentini che ci provano nel Geraci. Serio non supera del tutto Francesco Pintaudi, poi va al cross, Serio in mezzo verso Velardi, chiuso in calcio d'angolo. Geraci che chiude forte questo primo tempo. Va Serio a battere 30 secondi e sarà recupero, forse 1 o 2 minuti, poi vedremo. Pallone dentro, staccamonte Marrone, Gonzales si palleggia, non si gira il pallone, Velardi ce la fa, alla fine Fantino, Villar di testa, l'aggancio di Chiazzese, colpo di testa ancora di Monte, c'è Velardi, ma l'arbitro fa finire qui il primo tempo senza recupero, né 1 né 2 minuti, 2 era l'ipotesi più plausibile date le interruzioni che ci sono state. 1-0 per il Geraci sulla Sant'Angiolese, il gol segnato da Velardi su calcio di rigore al 20° minuto, calcio di rigore conquistato e trasformato dal giocatore del Geraci, che così è salito a 14 gol, ha eguagliato Serio e Marrone nella classifica marcatori della squadra di Mirto. La Sant'Angiolese
ci ha provato, è riuscita a tirare anche in porta, prima con Tuccio, poi con Spinella. In entrambi i casi c'è stata la risposta di Mirko De Miere. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Geraci Sant'Angelese.
Vai Bartolo! Vai Vigio! Vigio! Oh, speriamo di non Bartolo! Eccolo là il numero 9. Vigio! Lo voglio! Allora, Giuseppe, Inizia il secondo tempo di Geraci Sant'Angiolese con il primo pallone servito a De Miere da parte della squadra della provincia di Messina. 1-0, dopo i primi 45 non c'è stato recupero, il gol di Velardi al 20° su calcio di rigore, una partita dominata quasi del tutto con la Sant'Angiolese che ha calciato verso la porta di De Miere, prima con Tuccio, poi con Spinella. Il Geraci però ha avuto anche le proprie occasioni per sbloccarla prima del gol di Velardi, ma anche per raddoppiare tramite lo stesso Velardi, ma anche con Serio. Andiamo a fare un recap delle due formazioni. Geraci in completo bianco con il 3-5-2 di Gaetano Mirto, De Miere in porta, in difesa Chiazzese, Niassi e Pecoraro, a centrocampo Coco, Gonzales, Villar, Serio e Valor. In attacco ci sono Marrone e Velardi, risponde la Sant'Angiolese che adesso recupera il pallone, avanza con Spinella, il bomber dei messinesi, allarga tutto da Mastriani, fermato regolarmente da Chiazzese. Sant'Angiolese con buon tempo in porta, in difesa Fantino, Francesco Pintaudi, l'autore del fallo da rigore, poi Sacca e Cicero a completare il reparto. A centrocampo Tuccio, Monte, ex della partita, e Mastriani. In attacco Todero, Spinella e Oddo, a disposizione di Andrea Ioppolo, la sesta stagione sulla panchina della Sant'Angiolese. Tanto si stanno giocando anche le altre partite del turno di campionato. 4-0 dell'Aspra un minuto fa contro il Città di Casteldaccia, i gol di Palazzo Azzara e la doppietta di Daniello. 3-3 tra Pro Falcone e Castelluccese, 1-0 del Lascari Cefalù sulla Gorgogna Delia e poi il 2-0 del Gioiosa sul Mistretta. Riposa il San Fratello questo fine settimana. Impatto con la ripresa da parte delle due squadre equilibrato, perché la Sant'Angiolese sicuramente non vuole stare a guardare i propri avversari. Sant'Angiolese che viene da una striscia di 5 risultati utili di fila, 4 vittorie e un pareggio, quello conquistato nell'ultimo match disputato contro il Lascari Cefalù a Gliacca di Piraino, a Lenzo Basi. Casa per adesso della Sant'Angiolese, avanza intanto Serio, mette dentro Marrone, non riesce a calciare, adesso sì, buon tempo, la parata con distinto sul primo palo, occasione per Marrone, la prima della sua partita. Palloni un po' lunghi nel primo tempo per l'ex Cus Palermo. Adesso la chance
per Marrone. Avanza Spinella, pallone profondo per Oddo, a tu per tu con De Miere, calcia Oddo! Esce di pochissimo, chance grossissima per la Sant'Angiolese con Salvatore Oddo in contropiede a un passo dal pari, situazione che non si vede spesso qui alla Santissima Trinità, ma sembra esserci un'altra squadra a fronte della capolista di questo girone B di promozione siciliana. Geraci che con una vittoria oggi andrà oltre i 30 punti, ne ha 28, escludendo la momentanea vittoria di adesso, il momentaneo vantaggio. Andrebbe a 31. Sant'Angiolese invece, escludendo i risultati di questo pomeriggio, è quarta, momentaneamente sorpassata dalla super giovane Castelbuono, che ieri ha vinto nell'anticipo, si è piazzata al secondo posto a 19, quindi oggi servirebbero risposte importanti. Lanciato Spinella, Gnassi chiude non del tutto, poi c'è il fischio dell'arbitro, Spinella aveva segnato. C'è stato il fallo su Bacari, Gnassi l'aveva piazzata anche bene Francesco Spinella. Lui che in campionato ne ha fatti 8, 2 su calcio di rigore, tra i 5 marcatori stagionali della Sant'Angiolese. Marrone si propone il Geraci, sterzata sul sinistro, mette dentro Gonzales, il tiro, il palo di Gonzales, dall'1-1 possibile al possibile 2-0. Gonzales che ci provò anche nel primo tempo dalla distanza, ma questa qui è più importante come occasione. Il palo colpito dall'argentino. Gonzales, tocco con il braccio da parte di Augusto Monte. Calcio di punizione per il Geraci. Va Gioacchino Serio, come al solito, d'altronde. Serio, basso, buon tempo, poi il tiro alto da parte di Valor. Soluzione diversa dal solito per Serio. Ancora il Geraci, Velardi in verticale, la prende buon tempo. Mastriani dall'altro lato verso Giuseppe Fantino, in verticale a cercare Oddo. De Miere la controlla, Oddo calcia già fuori, forse il pallone. Comunque non nello specchio della porta. Tanto Cicero e Mastriani si sono detti qualcosa per quanto riguarda la fase offensiva della Sant'Angiolese, ma la cosa certa
che la squadra di Ioppolo sta dimostrando il proprio carattere, anche il proprio gioco, dimostra questo scambio per cercare di far male alla capolista. Anche perché Sant'Angelese va in gol da 5 partite. Occhio al pallone morbido di Tuccio, sempre De Miere. Pecoraro gli dice Gnassi di salire. Diar, Chiaccese, sponda di Velardi per Gonzales imprecisa. Allora Mastriani, Tuccio, avanza là Sant'Angiolese con Todaro che voleva Spinella. In realtà il passaggio è arrivato alle maglie bianche del Geraci. Intervento irregolare di Tuccio. Marrone, c'è Cicero davanti a lui, ancora Marrone, la alza col sinistro, stava per trovare Gonzales, che lo vuole proprio il gol oggi. Ancora non lo ha segnato. Durante la stagione. Rimessa subito battuta, troppo in fretta, troppo lunga giustamente per Velardi. Tuccio dietro da buon tempo. Mastriani, Spinella, passaggio dietro per Cicero, mezzo al campo, Tuccio calcia, poi da fuori Tuccio, De Miere preso di sorpresa, stava andando dall'altro lato De Miere e Tuccio ancora vicino al gol. Insiste la Sant'Angiolese. E forse tirare da fuori può essere una soluzione valida. Gnassi ci pensa lui, poi si trova davanti Monte, lancio lungo, risponde Pecoraro. Ancora la squadra di Ioppolo a proporsi. Gonzales recupera, scivolata a vuoto di Tuccio. Gonzales, pressione di Mastriani, si va sul cerchio di centrocampo dove la zona è un po' più libera per il Geraci. Sale Cocco, lascia a Marrone, sale un altro po', Marrone sempre a mettersela sul sinistro con l'esterno, trova Mastriani, insiste Marrone, ci vuole riprovare, mette in mezzo, colpo di testa, Velardi rovesciata, si coordina serio sulla schiena di Fantino. Pallone in verticale, squadre un po' larghe. Lancio lungo di Chiazzese verso Serio. Buon tempo, la lascia andare, Serio la colpisce. Ma già con il pallone che oltrepassa la linea di fondo. Non ci sono soltanto i giocatori di Mirto in campo, ma c'è anche la Sant'Angiolese. Non solo nel primo tempo, ma soprattutto in quest'inizio di secondo. Tuccio, Gonzales, Mastriani,
ne salta uno, poi Marrone ad avanti. Mistrani preferisce ripartire dalla linea difensiva. Dunque partita non del tutto chiusa, anche se quando il Geraci va avanti si rende sempre pericoloso. Cicero verso il centro da Spinella, in mezzo a due c'è il passaggio verso Oddo, pallone sul fondo. Panchina del Geraci che si riscalda, ancora nulla lato Sant'Angiolese. Mirto ha a disposizione Petruzzi per quanto riguarda la porta, poi Albanese, D'Agostino, Saidi, Aversa, Conate, Speranza appena arrivato dalla Leonfortese, ma anche Pissacreta e Cigno, mentre dall'altro lato Ioppolo può contare sull'appoggio dalla panchina di Conti, Donzi, Interdonato, Nibali, Tindaro, Pintaudi e Palmeri. Pallone per Coco, se la mette sul sinistro, riesce a calciare! Coco! Il 2-0 del Geraci! Con Bartolo Coco, classe 2006! Letteralmente esploso il Santissima Trinità per uno che è molto amato da queste parti. Tutti abbracci per Bartolo Coco. Il primo gol in stagione, anche molto bello, col portiere che non ha potuto sbarazzare. 2-0 Geraci, il gol di Coco. Duro colpo per la Sant'Angiolese che ha sfiorato il pareggio. Adesso è sotto di 2, calcia, Mastriani da fuori, la prende Marrone. Marrone ne mette giù uno, ovvero Spinella, e anche calcio di punizione. Tanto è finale a Misilmeri, la Spra ha battuto 4-0 il Città di Casteldaccia e si riconferma al secondo posto. Dunque super giovane scavalcata, l'aggancio di Coco, mette dentro un po' all'ultimo. C'è anche il finale a Falcone, 3-3 tra la Pro e la Castelluccese. Pareggio spettacolo con 5 gol su 6 fatti nel primo tempo. In questo modo sono finite le partite delle ore 14:30. Ancora 3 match live che stiamo seguendo. Il raddoppio poco fa del Geraci sulla Sant'Angiolese regge l'1-0 del Lascari Cefalù sulla Gorgogna Delia. Anche il 2-0 del Gioiosa sul Mistretta. Punizione Geraci. Serio si sistema il pallone.
I soliti 4 a proteggersi di più. Va Serio oltre la traversa. Lo scatto di Sacca. Oddo contro Niassi, si ritorna da Francesco Pintaudi. Spinella lascia lì, messo giù Fantino. Pallone in mezzo, Niassi di testa, Gonzales ad anticipare Tuccio. Ancora Gonzales si affida Serio, la stava facendo arrivare a Velardi. Ancora Sacca, pallone quasi perso però in area rossa dalla Sant'Angiolese, infatti poi buon tempo spazza in tribuna. Villar, Marrone contro Sacca che subisce fallo. Avanti la Sant'Angiolese, Spinella non passa, alla fine la prende Pecoraro che manda a correre Serio, che ringrazia lo stesso il proprio compagno. Sì. Infine si ritorna in difesa nel possesso di Cocco. Lo scorso al Petralia Soprana in prima categoria, oggi al primo gol con il Geraci. Marrone, fallo in attacco. Velardi recupera, subisce però la spinta di Monte. Altro calcio di punizione. Stavolta sono 3 in barriera. Parte Serio, centrale per Bontempo che la manda dall'altro lato. La respinge sì, ma il pallone invece di ritornare in mezzo al campo è stato deviato. Un calcio d'angolo. Parte Serio dalla bandierina, stacca di testa a liberare Monte. Marrone si accentra,
poi si trova davanti la mediano classe 90 della Sant'Angiolese. Gonzales protegge e poi risolve in mezzo al campo, servendo via. Grande recupero di Gonzales, che fa parte di una colonia di argentini all'interno della rosa del Geraci, ex Rosario in patria, anche lui l'anno scorso alla Leonfortese, con cui è salito in eccellenza. Lo scorso anno però ha iniziato prima con la Virtus Ispica, poi ha terminato la prima parte di stagione in Calabria al Cassano Sibaris, e da solo Velardi si accentra, potrebbe calciare, sinistro, buon tempo, c'è Pecoraro che non sbaglia davanti la porta ed esulta alla CR7, 3-0 Geraci. Il gol di Filippo Pecoraro, che segnò anche contro la super giovane Castelbuono, sempre qui alla Santissima Trinità. Ammonito Francesco Spinella. Terzo ammonito della partita, il secondo della Sant'Angiolese dopo Francesco Pintaudi. Il giallo nel Geraci è stato per Serio. Chiaccese spazza Francesco Pintaudi verso Tuccio, pallone all'indietro, batti e ribatti, continuo. Francesco Pintaudi se la ritrova lì, poi la protezione da parte di Sacca. Si ritorna alla fine da Mirko De Miere, anche lui ha avuto una parata per come l'ha avuta a buon tempo in precedenza, con il pallone che se n'è andato dall'altro lato. Era stato Tuccio a calciare in quel caso. Partita che si è messa un po' di più al sicuro per il Geraci, di conseguenza la Sant'Angiolese è un po' calata. Tuccio, Monte, lancio lungo verso Spinella. Altro passaggio un po' lungo. Ma gente come corre sembra di botte.
Pallone che scorre, corre Valor, prima di lui Francesco Pintaudi. Scivolata a vuoto. Questa qui di Villar. Todaro, cross in mezzo, libera l'area. Il Geraci, poi il tiro di Spinella, la risposta di De Miere. Altra parata notevole. Lo vuole per forza il gol Francesco Spinella. Spinella che segnò il gol del pareggio contro il Lascari Cefalù. C'è un cambio però, esce Marrone. Bartolo capitano. Dentro Konate c'è stato anche un cambio nella Sant'Angiolese con l'uscita di Francesco Spinella, che ha dato un pugno alla panchina. Ci teneva particolarmente a segnare. Oggi l'occasioni le ha avute fino a poco fa. Al suo posto è entrato Interdonato. A questo punto Tuccio va a fare la prima punta. Oddo si abbassa nella linea di centrocampisti. Il numero 17. Mentre Konate, centrocampista, si è alzato serio, che adesso affianca Velardi. Ultimo quarto d'ora, poco meno. Vabbè, vari gente precisa mica a gioca. Velardi scatta serio, lo vede Velardi. Tanto Velardi si inserisce in mezzo assieme a Konate, pallone per lui, Velardi! Sbaglia davanti la porta, sfiora il palo. Oggi ne poteva fare almeno 3. Claudio Velardi. Si cerca la corsa di Oddo. Trovato poco oggi dai compagni. Il classe 2003. L'unica novità di formazione rispetto alla scorsa partita. Al posto di Nibali, che ancora non è subentrato. Lancio verso Serio, che lamenta una sbracciata. Nessun fischio da parte dell'arbitro, con l'intervento giudicato regolare. È stato quello di Fabio Sacca. Mastriani, attacco di Konate, Monte, Cicero in anticipo, Mastriani, nessun fallo qui. Monte prova a proteggere il pallone, insufficiente Konate, poi Monte gira tutto,
dalle parti di Interdonato. Fantino dietro, Todaro segue il movimento di Interdonato, finta sul cross, ce l'ha sul sinistro, calcia basso, centrale per Demiere. La prima conclusione dalla panchina per l'esterno della Sant'Angiolese. Roberto Interdonato, classe 2001, ovviamente ancora a disposizione 4 cambi, per Iopolo 3, e via dicendo. Stessa cosa per il Geraci, c'è stato l'ingresso di Konate. Il pubblico si lamenta per l'intervento alla fine regolare su Coco. Sale Serio, calcio da fuori, centrale per Bontempo, agevolato anche dal rimbalzo del pallone davanti a sé. Gonzales ne approfitta, poi passa Serio, nonostante il tocco di Bontempo, il gol di Gioacchino Serio. 4-0 per il Geraci. La festa continua alla Santissima Trinità con il gol di Serio, aveva toccata Bontempo, non è stato però sufficiente. 4-0 per la squadra di Mirto. Cambi, esce Fantino nella Sant'Angiolese, al suo posto Nibali. Ed esce proprio Serio. C'è stato anche il gol del Gioiosa, 3-0 contro la Mistretta. Al posto di Serio è entrato Ettore Speranza, che debutta con la maglia del Geraci, Sono squilibrate le squadre. arrivato dalla Leonfortese, voluto da Gaetano Mirto. Soltanto 3 presenze in eccellenza a questo inizio di stagione. Velardi, c'è il movimento di Villar, ancora Velardi, pallone leggermente in aria per essere calciato al volo. Geraci si può divertire di più anche con il pubblico che lo sostiene. Sale Interdonato, passato dal nuovo arrivato Speranza. Poi c'è il fallo commesso. Ammonizione per Interdonato. Calcio di punizione per il Geraci. Lancio profondo verso Valor, l'anticipo di Todaro. Tuccio contro Gnassi e Villar. Tuccio va avanti, poi viene trattenuto dal centrale del Geraci. Passatelo qua che è un campione, passatelo qua.
nessun appoggio favorevole ad Inter Donato. Nuovo cambio per il Geraci. Esce Velardi, entra D'Agostino. Ultimi 5 minuti da giocare. Geraci che finirà il proprio girone d'andata a Delia contro la Gorgonia. Sant'Angiolese invece che ospiterà l'Aspra Gliacca di Piraino. C'è in programma questo qui sabato prossimo alle ore 14:30, mentre Gorgonia Delia Geraci domenica prossima allo stesso orario. Conate, sponda di D'Agostino, poi Conate sbaglia il passaggio. Era tutto buono per calciare con il sinistro, non ha voluto così Sheikh Yusuf. Conate ormai da un po' di stagioni con questa maglia, quella del Geraci. D'Agostino, Conate lo capisce poco, poi va ad attaccare l'interno. Altro cambio per il Geraci che prende sempre più minuti a suo favore. Entra Pisacreta al posto di Chiazzese. Spazio anche per Valentin Pisacreta, lui che non giocava dalla 7ª giornata dalla partita di Falcone contro la Pro. Disputò però soltanto un minuto, adesso poco più a disposizione per il centrale del Geraci, dunque non cambia nulla a livello tattico. Partita ormai senza storia, con i gol di Velardi su calcio di rigore e poi nella ripresa quelli di Coco, Pecoraro e Serio. Geraci che non terminerà a Delia la prima parte di stagione, perché ci sarà il ritorno dei quarti di Coppa contro l'RSC Riposto mercoledì 21 dicembre alle ore 15 qui alla Santissima Trinità di Geraci Siculo. Una partita aperta a qualunque risultato, da vedere se il Geraci manterrà questo trend casalingo anche con una squadra del suo stesso livello. Sacca
scatta contro D'Agostino, poi si va da Monte, sponda che non è per un compagno, sale il Geraci, pallone verso D'Agostino, lo segue con Até, D'Agostino preferisce allargare da Konaté, finta, il cross in mezzo, respinto da Francesco Pintaudi, l'alzata di Villar, lo scambio con Coco, eccolo qui, puntuale, il triplice fischio, il Geraci batte la Sant'Angiolese 4-0, il gol di Velardi su rigore di Coco, Pecoraro e Serio nella ripresa. 31 punti in classifica, superati dunque i 30 per la capolista che se ne va, come dice il coro dello stadio. Sentiamo un po' l'atmosfera. Solito cerchio e via. Gli applausi per il Geraci che torna a vincere in linea generale. Poi nel corso del campionato continua a fare punti, soprattutto a restare al primo posto con una striscia di vittorie che va sempre di più verso la strada dell'eccellenza. Primo posto a 31 punti, c'è stata la risposta dell'Aspra che adesso è salito a 21, quindi il più 10 si mantiene. In questo momento c'è il 4-0 del Gioiosa contro il Mistretta, il gol di Gullà all'89esimo, triplice fischio che ancora deve arrivare, anche quello di Lascari Cefalù Gorgonia Delia ancora sull'1-0. La prossima partita del Geraci sarà proprio contro la squadra di Caltanissetta in trasferta, poi ci sarà anche la sfida di Coppa con l'RSC Riposto Sant'Angiolese che invece ospiterà l'Aspra, secondo in classifica. Quello lì sarà veramente un big match, tutto da seguire e tutto dal Santissima Trinità. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.